All'indomani del maxi sgombero qui alla nave di quartiere Altobello a Mestre, la situazione dei condomini è questa. Tutte le finestre e le porte d'ingresso sono state murate, ma questa notte sembra che qualcuno abbia tentato di entrare nuovamente. L'ennesimo tentativo di occupazione però non è andato a buon fine, perché le persone che avevano cercato di riappropriarsi di due alloggi sono state scoperte e cacciate nuovamente. Poi gli operai si sono messi al lavoro per murare ogni possibile accesso. In totale nel blitz, che ha visto impegnati decine di uomini in tenuta antisommossa tra polizia, carabinieri, reparti speciali, sono stati chiusi 10 alloggi e magazzini, ma l'operazione non è terminata qui. Sicuramente bisognerà continuare con questo lavoro, stiamo andando avanti per mettere in sicurezza tutta la zona, per mettere soprattutto in sicurezza gli abitanti del quartiere e quei pochi residenti che fra poco saranno trasferiti altrove, e per riuscire a dare una decisione definitiva sul futuro di quello che sarà la nave 1 di Altobello. Un intervento pianificato nei dettagli e deciso 3 giorni prima durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che aveva riunito attorno allo stesso tavolo Prefettura, Forze dell'Ordine, Comune e Ater. Da tempo insisto sulla necessità di abbattere velocemente la nave di Altobello, un complesso di edilizia popolare costruito decenni fa con delle logiche oggi che non sarebbero replicabili, tanti spazi comuni, un complesso con tantissimi appartamenti concentrati che negli anni è diventato quello che vediamo oggi appunto. Ci sono tutte le condizioni per buttare giù quanto prima quel complesso e rigenerare sotto il profilo urbanistico quell'area con interventi di qualità capaci appunto di consegnare al territorio un nuovo quartiere ad Altobello e completare il percorso di riqualificazione dell'intero distretto. Un impegno su cui il Comune vuole giocare la sua parte, ci incontreremo con la Regione, lavoreremo con l'Ater in tempi rapidissimi per spingere affinché si arrivi a quella soluzione. Che potrebbe essere presa come modello per altri interventi in città, spiega il primo cittadino. Elementi di anche degrado sociale e in cui anche le persone che lì vivono non possono esprimere al meglio le loro potenzialità e i loro desideri. Quindi penso a Via del Bosco a Marghera, che è un altro grande complesso che richiede grandi interventi in tal senso.